Grazie, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Sono veramente molto contento di essere qua questa sera, anche perché con l'occasione rivedo Giulia Todisco che si è laureata con me con una tesi in diritto amministrativo sulle clausole del contratto. Sulle clausole del bando di gara in Le diritto clausole del dell'urbanistica e bando, degli appalti. Sì. sulle clausole del bando di gara. Tant'è vero che quando ci siamo rivisti in occasione di questo incontro, le ho chiesto se proprio fosse occupata anche adesso si stesse occupando nella sua attività professionale dell'organizzazione delle procedure di gara e seguire le gare. Ed è per questo che adesso ho pensato, mi è venuto in mente il contratto, perché invece mi ha detto che si occupa soprattutto dell'attività contrattuale dell'impresa in cui è inserita. Allora, mi pare che casualmente, ma forse nulla accade per caso, l'incontro di questa sera sia particolarmente interessante perché ci troviamo di fronte a due brave, bravissime laureate dell'Università di Udine. Si sono entrambe laureate in giurisprudenza. Una ha scelto per preferenze la via del giurista d'impresa, l'altra, mi corregga se sbaglio, invece ha scelto la professione forense e quindi l'avvocatura. Anche da questi incontri, dal dialogo tra queste due persone, io immagino possa emergere, no? Di diversi spunti di riflessione e di interesse su quelle che sono state le opportunità che hanno saputo cogliere eh, dopo appunto aver completato il loro iter di studi qua all'Università di Udine presso il nostro dipartimento. Quindi mi rivolgerò a Claudia, che in realtà ha il ruolo di intervistatrice questa sera, ma sarà anche un po' a sua volta, immagino, intervistata. Bene, allora mi associo anch'io nei saluti che sono stati rivolti a tutti e nel ringraziare chiaramente la dottoressa Todisco per essere presente questa sera qui con noi. E la prima domanda, che diciamo ormai è diventata un po' tradizionale, è: come mai ha scelto di studiare proprio diritto? Quindi come mai si è iscritta all'università e ha scelto di studiare giurisprudenza, e come mai proprio a Udine? No, in realtà ho scelto giurisprudenza tra un ventaglio di altre facoltà che avevo selezionato. Ho optato per questa perché l'ho ritenuta la più valida per aprirmi le porte a più carriere. Non avendo un'idea precisa di cosa volessi fare da grande, ho scelto giurisprudenza in quanto una formazione legale costituisce la base per molti lavori di prestigio. E infatti così poi è stato. A differenza della maggior parte dei miei compagni di corso, non ho mai avuto il pallino dell'avvocato, anche se comunque riconosco che il titolo rappresenta sicuramente il coronamento di un percorso di studi, un completamento. Ma fin da quando studiavo all'università mi sono sempre più interessata al ramo aziendale del diritto, perché mi vedevo di più all'interno di un'azienda che in tribunale, in un contesto più dinamico e anche più trasversale, magari orientato verso l'estero. E per queste motivazioni quindi ho deciso di fare la tesi in diritto degli appalti proprio con il professor Cohen, per iniziare ad approfondire una delle materie più utilizzate all'interno delle aziende. In realtà è stato un percorso molto calcolato, cioè lei è stata molto lucida nel scegliere anche durante il percorso universitario, quindi ad esempio approfondire con la materia della tesi, è stata molto lungimirante, quindi aveva le idee chiare sostanzialmente. Sì. Bene. Senta, e poi com'è avvenuto il contatto, diciamo, con l'impresa presso la quale lavora adesso? E in realtà sì, sono stata fortunata perché è avvenuto tramite il portale di Alma Laurea, che è un portale al quale bisogna iscriversi prima di presentare la domanda di laurea, appunto tra le varie carte che bisogna presentare insieme alla domanda di laurea c'è anche l'iscrizione a questo portale. E subito dopo la laurea ho caricato quindi il mio curriculum su questo portale, l'ho aggiornato in realtà perché l'avevo caricato appunto per presentare la domanda di laurea, e ho inserito appunto il mio voto di laurea, il titolo della tesi e qualche informazione su di me. E dopo meno di un mese sono stata contattata per un tirocinio dalla mia azienda, che quindi mi ha trovato tramite questo portale. E dopo il tirocinio appunto ho proseguito con un contratto di apprendistato e poi appunto con il contratto a tempo indeterminato. Quindi non ho conseguito il titolo di avvocato.
Ma se posso permettermi una notazione, questo sfata gran parte della mitologia che, per l'amor del cielo, in molti casi appunto potrà anche funzionare in questo modo, ma un bravo laureato, semplicemente per aver caricato il suo curriculum nel portale di Alma Laurea, è stato evidentemente selezionato per un colloquio, e poi da quel colloquio è nata un'occasione di lavoro vera e propria. Quindi tutto si è svolto nel modo più lineare, semplice, trasparente possibile. Da questo punto di vista mi pare che sia una bella storia, dove una persona, studiando, preparandosi e laureandosi, evidentemente con un buon risultato, trova poi delle occasioni. E fra l'altro sono le occasioni a cui lei aveva aspirato fin dall'inizio, da quando aveva un po' iniziato, non dico forse fin dall'inizio, ma da quando aveva iniziato gli studi giuridici. Quindi mi sembra, come dire, una bella storia che dovrebbe darci molto ottimismo al riguardo. Quindi sì, lei sicuramente sì, prego. No, questi portali sono utilizzati dalle aziende per cercare risorse, soprattutto quando devono cercare un neolaureato, quindi una figura giovane da formare, utilizzano questi portali. Quindi sì, sicuramente un consiglio è quello di sfruttarli. Senta, lei ha avuto già esperienze lavorative durante il percorso universitario o è stato semplicemente magari l'ottimo risultato conseguito durante gli studi, diciamo, a attrarre insomma l'azienda che poi l'ha scelta e a far decidere di scegliere proprio lei? Sì, no, durante il percorso universitario mi sono dedicata solo agli studi e mi hanno selezionata per il voto e anche per l'interesse che avevo dimostrato nella materia degli appalti facendo la tesi e poi, non lo so, mi hanno scelto insomma. Certo. La lingua inglese che importanza gioca? Fondamentale, Ecco. fondamentale perché io lavoro al 90% con l'estero, quindi tutti i documenti, i contratti, la corrispondenza, le negoziazioni, le riunioni avvengono in lingua inglese, che è la lingua che viene parlata in tutto il mondo, quindi nei rapporti internazionali si parla l'inglese. Per cui è indispensabile conoscerlo, quantomeno nelle basi. Poi il linguaggio giuridico si acquisisce con l'esperienza. Io sono entrata in azienda che conoscevo l'inglese quotidiano, poi appunto con l'esperienza ho acquisito anche l'inglese giuridico. Già. E senta, è il momento del colloquio? Come è stato? Come si è svolto? E chiaramente se dalla sua esperienza lei può trarre anche, diciamo, lo spunto per dare qualche consiglio a chi farà i primi colloqui di lavoro. Beh, io ho rimesso comunque a buon senso ogni colloquio a sé. In alcuni vengono fatte domande tecniche riguardanti la conoscenza di quelle che saranno poi le mansioni da eseguire o comunque per un neolaureato la parte tecnica di queste mansioni. In altri invece, soprattutto quando si tratta di un neolaureato che quindi non ha esperienze pregresse, ci si concentra sulla persona del candidato, sulle sue attitudini, sulle sue preferenze, sulle sue doti comunicative e anche soprattutto sull'interesse che dimostra per quel posto, per quell'azienda e anche sulla flessibilità che il candidato ha per il lavoro, per quel lavoro. Quindi prima di fare un colloquio consiglio sicuramente di informarsi sull'azienda in modo da dimostrare di avere interesse nei suoi confronti, sia perché spesso viene chiesto se si conosce l'azienda e anche perché comunque il candidato può porre delle domande e da queste si evince il suo interesse. Lei parlava della sua disponibilità e adattabilità. Per esempio, mi verrebbe da chiedere, le potrebbe venir chiesto per esempio di spostarsi magari temporaneamente presso una sede all'estero per Sì, seguire... sì. Sì, un'impresa grande come la mia viene richiesto spesso di viaggiare e sicuramente è un'occasione molto interessante per conoscere altre realtà lavorative, altre persone, altri approcci lavorativi e per maturare nel proprio lavoro attraverso questo confronto e l'esperienza. Quindi questo viene chiesto anche in sede di colloquio, se la risorsa, se il candidato è disponibile a viaggiare o meno e poi in base alla sua risposta l'azienda fa le considerazioni. Sì, in ogni caso comunque come giurista d'impresa cioè, è imprescindibile viaggiare. Okay. Senta, ed entrando un po' più nel vivo della sua quotidianità,
Sì. Ci racconta un po' in che cosa consiste il suo lavoro, quali sono i compiti che lei svolge più di frequente, insomma, di che cosa si occupa, quindi che cosa fa un giurista d'impresa? Allora, sì, appunto, il giurista d'impresa è una figura presente nelle imprese che decidono di dotarsi di un ufficio legale interno. Non sempre questo c'è all'interno delle aziende, perché molte volte, soprattutto le realtà più piccole, decidono di affidarsi solo ad avvocati esterni al bisogno o per compiti molto settoriali, quali la redazione dei contratti, la loro negoziazione, i contenziosi. Le aziende invece più strutturate e più grandi, o magari che affrontano tematiche sensibili da un punto di vista legale, si dotano di un ufficio interno che si occupa non solo dei compiti tipici del legale, quali appunto la redazione dei contratti, la loro negoziazione, la gestione delle controversie, ma partecipa un po' a tutte le funzioni dell'azienda, dal proprio supporto agli altri uffici, ad esempio nell'analisi dei rischi di natura legale a cui l'azienda può andare incontro nella loro gestione, oppure indirizza certe scelte, appoggia gli altri uffici nelle valutazioni dell'agire, orienta l'azione dell'azienda in modo da evitare o comunque calcolare i rischi e sfruttare invece situazioni da cui l'azienda può trarre beneficio. Infatti le figure più esperte all'interno dell'ufficio legale finiscono per avere un ruolo manageriale, affiancano i vertici dell'azienda nella gestione delle tematiche più complesse. Quindi l'ufficio legale si interfaccia costantemente con gli altri uffici dell'impresa e collabora con questi, quindi è un lavoro molto dinamico e anche trasversale, non è solo prettamente legale. E un'altra differenza rispetto al legale tradizionale è che essendo noi dei legali interni a un'impresa non andiamo in tribunale in prima persona, cioè non siamo gli avvocati dell'impresa per cui lavoriamo perché appunto siamo suoi dipendenti, quindi non possiamo essere anche avvocati. Per cui uno dei nostri compiti è selezionare gli avvocati esterni che rappresenteranno l'impresa davanti al giudice e quindi noi gestiamo e coordiniamo il loro operato, ossia diamo loro le indicazioni sulla base delle quali devono rappresentare l'azienda in giudizio, quindi raccogliamo tutte le informazioni relative alla vicenda oggetto del contenzioso, le esponiamo, collaboriamo appunto con gli avvocati esterni nella redazione dell'atto di causa, siamo a loro disposizione per ogni chiarimento e indirizziamo anche il loro operato nel senso che vuole l'azienda. E io personalmente all'interno della Rizzani Decker inizialmente sono stata coinvolta un po' in tutti gli aspetti che coinvolgevano l'ufficio legale in modo da avere una formazione a 360 gradi di come funziona l'azienda e di come funziona anche l'ufficio legale all'interno dell'azienda. Ultimamente mi occupo principalmente degli accordi in fase di gara e che precedono la fase esecutiva dei lavori, principalmente comunque. E, scendendo nello specifico, noi siamo un'impresa di costruzioni, realizziamo grandi opere di edilizia e infrastruttura e agiamo nel mercato come general contractor, ossia il committente di un'opera ci affida in toto la sua esecuzione, quindi noi non ci limitiamo ad eseguire materialmente le opere che ci vengono commissionate, ma facciamo del project management, cioè organizziamo l'intero iter di realizzazione dell'opera, dalla fase della progettazione a quella dell'esecuzione, a quella del finanziamento, quindi sotto tutti i punti di vista. E operiamo appunto, come detto prima, principalmente all'estero, quindi realizziamo opere all'estero commissionate da clienti stranieri, a volte ci associamo con partner stranieri per realizzarle e ingaggiamo poi su appaltatori stranieri o locali per eseguire materialmente i lavori. Per cui ci muoviamo nella materia del diritto internazionale in privato, degli standard contrattuali elaborati dagli stati e dalle organizzazioni internazionali per regolare i rapporti tra parti che provengono da paesi diversi, oltre poi ovviamente a tutte le norme di settore che regolano l'ambito delle costruzioni. E quindi concretamente per rispondere alla domanda su cosa mi occupo io quotidianamente, quando l'azienda decide di perseguire un progetto, partecipa appunto alla gara relativa a quel progetto e analizza quindi tutta la documentazione relativa al progetto necessaria per fare l'offerta. Poi appunto il cliente valuterà le offerte e deciderà a chi assegnare la realizzazione del progetto. E noi dell'ufficio legale in questa fase analizziamo il contratto con il cliente che andremo a stipulare se vinciamo la gara, evidenziamo i possibili rischi che da esso possono derivare all'azienda in modo che l'ufficio gare ne tenga conto nella quotazione dell'offerta e poi andiamo a negoziare il contratto con il cliente. Quindi in questa fase diventano importanti le tecniche di negoziazione e la conoscenza dei rischi e della linea che l'azienda vuole seguire, quali rischi appunto può assumersi e quali no, e quindi appunto è importante saper portare l'altra parte dove vogliamo noi. E poi spesso decidiamo di associarci ad altre società in modo da unire le forze e le competenze per realizzare congiuntamente il progetto e noi dell'ufficio legale ci impegniamo, ci occupiamo a redigere, quindi anche poi a negoziare i contratti di collaborazione con i partner
e anche di valutare che forma di collaborazione adottare in base al progetto, in base al paese in cui si dovrà realizzare appunto il progetto e quindi alla normativa locale e anche poi ovviamente ai nostri interessi. E poi una volta che abbiamo vinto la gara e ci siamo aggiudicati il progetto, prepariamo i contratti con cui andremo a ingaggiare i vari subappaltatori e fornitori che andranno a eseguire materialmente i lavori o ci forniranno i materiali e servizi, o i progettisti nel caso in cui l'opera non solo dobbiamo eseguirla ma anche progettarla. E poi si apre tutta la fase relativa all'esecuzione dei lavori, quindi la gestione dal punto di vista legale dei problemi che possono sorgere in cantiere, ad esempio, non so, subappaltatori inadempienti, quindi lettere di sollecito, risoluzione di contratti, inconvenienti che possono verificarsi, quindi lettera al cliente dove gli comunichiamo questi problemi, varianti che possono rendersi necessari durante l'esecuzione dei lavori, anche magari dal punto di vista finanziario. E fino poi ad arrivare ai contenziosi, quando non si riesce a trovare un accordo andiamo in tribunale o solitamente in arbitrato, visto che operiamo all'estero con controparti straniere, in materie che comunque coinvolgono volumi molto grandi di denaro. E qui dobbiamo gestire il contenzioso, impostare la linea da seguire, selezionare appunto gli avvocati esterni, dargli istruzioni, e lavorare con loro e cercare poi una mediazione nel frattempo con la controparte, eccetera. Quindi sostanzialmente a grandi linee questo è il nostro lavoro. E mi pare che lei ha reso abbastanza bene proprio la dimensione della complessità del lavoro, no? Sì. Che presuppone solide basi della conoscenza di vari rami del diritto, ma anche ha fatto accenno a questo affiancamento di capacità anche manageriali. Anche perché facendo riferimento a questa figura del general contractor, chiaramente stiamo in un ambito in cui la complessità è proprio la cifra distintiva, perché per chi ci sta seguendo, il general contractor è quello che si impegna a fornire, come dire, la prestazione fatta e finita e chiave in mano. Esatto, Quindi sì. ha la responsabilità, potremmo dire, non tanto del procedimento o del progetto, ma dell'intero processo che poi arriva ed è lui che risponde in forma singola, associata in questi casi, della buona riuscita dell'impresa. E quindi si tratta veramente di grandi operazioni. E mi è piaciuto anche questo ruolo dell'interfaccia, ossia l'impresa ha bisogno di una figura che parli lo stesso linguaggio del legale, proprio perché il legale esterno, quando viene assunto il legale esterno, deve parlare, avere un riferimento che abbia, come dire, una terminologia, una logica, una sensibilità, che è una sensibilità condivisa proprio sulla base di studi e di una preparazione comune. Nell'azienda poi ha fatto ulteriore attività di formazione? Beh sì, io sono entrata con un contratto di apprendistato, quindi c'è stata tutta la parte relativa alla formazione. In ogni caso, cioè, tenete presente che nelle aziende grandi, con i carichi di lavoro che ci sono, non si ha il tempo di seguire una risorsa passo passo, cioè viene data l'opportunità, ma poi la risorsa che deve dimostrare di essere all'altezza e di riuscire a cavarsela da sola. Cioè, non è che stanno lì ad insegnarti, ad accompagnarti per mano, ti mostrano come funziona e poi devi arrangiarti. È il mondo dei grandi. Come? È il mondo dei grandi. Esattamente, sì. Quindi sì, questo è un aspetto da tenere presente dopo la laurea. Eh, Poi appunto per fare il mio lavoro ci vuole esperienza, le competenze acquisite all'università costituiscoano solo la base su cui puoi sviluppare la professione. Quindi quando mi sono affacciata in questo mondo avevo tutto da imparare. che è anche Quindi una cosa certo, bella. negoziare i contratti, gestire i contenziosi. Quindi, viste appunto queste premesse, quali sono, diciamo, le difficoltà maggiori che ha incontrato e quali invece le soddisfazioni più grandi che sta raccogliendo, che ha raccolto? Beh, lavorare sotto pressione, sopportare e gestire carichi di lavoro che non sono pochi, a causa della crisi economica e adesso anche dell'emergenza sanitaria, i posti di lavoro sono pochi, il lavoro è tanto, così come sono tanti giovani che cercano lavoro, quindi bisogna sempre stare sul pezzo, non bisogna mai abbassare la guardia e aggiornarsi continuamente. Poi appunto un'altra difficoltà è stata quella del fatto che comunque ho dovuto cavarmela da sola, sono dovuto comunque arrangiarmi e cercare di fare esperienza seguendo gli altri e vedendo gli altri. E la più grande soddisfazione è stata anche questa, cioè è stata la maggior difficoltà che poi è diventata una soddisfazione, nel senso che sono riuscita a cavarmela perché sono ancora qua, quindi...
certamente. Senta, e invece prospettandoci un po' al futuro, mettiamola così, secondo lei ci sono dei settori, degli ambiti nei quali in futuro si potrebbe sviluppare ulteriormente la sua professionalità e quindi quali potrebbero essere le nuove competenze richieste, vista anche appunto che stiamo attraversando un momento di grandi cambiamenti in cui il mondo del lavoro in generale si sta evolvendo alla velocità della luce, se così possiamo dire. Secondo lei quali potrebbero essere anche le competenze richieste in futuro per svolgere un'attività di lavoro come la sua? Beh, il legale d'azienda è calato all'interno dell'azienda, quindi dipende dalle competenze che ha l'azienda, dalle problematiche che affronta l'azienda e dai temi ad essa sensibili. Sicuramente ci sono tutta una serie di materie che stanno prendendo sempre più piede adesso, ad esempio la digitalizzazione, l'ambiente, la proprietà intellettuale, che sicuramente possono essere uno sbocco futuro, però ovviamente dipende dall'azienda, dal caso concreto. Certo. Stavo pensando proprio a un'impresa che realizza evidentemente progetti di una certa consistenza, infrastrutture e così via, le interconnessioni tra quelle che sono le tematiche, diciamo, ingegneristiche, che poi si devono tradurre in contratti che servono a realizzare infrastrutture di questo tipo, e evidentemente tutto ciò che riguarda l'impatto sull'ambiente e la considerazione dell'ambiente e anche l'innovazione tecnologica richiesta per svolgere certe lavorazioni, potremmo dire, nel modo sempre più come dire, ecocompatibile da questo punto di vista, proprio seguire anche da giurista d'impresa ciò che serve all'innovazione tecnologica. No? Sì, sicuramente. Anche in un'azienda come la mia, i contratti internazionali, infatti a me è stata data l'opportunità di fare molti corsi relativi agli standard internazionali in materia ingegneristica e di costruzioni, che sono quelli che noi utilizziamo, che i clienti utilizzano più spesso, non sempre ovviamente, ma sono il punto di riferimento per le varie negoziazioni e quindi per il nostro lavoro. E quindi sì, questi corsi che li ho trovati sì, molto utili, e sicuramente appunto anche l'ambito del diritto internazionale privato è importante. Certo. Senta, ma secondo lei, al di là di queste competenze che diciamo sono tecniche, ci sono anche delle attitudini personali, delle caratteristiche che dovrebbe avere un buon giurista d'impresa, o meglio, quando uno pensa di candidarsi a questa posizione, secondo lei dovrebbe pensare anche a delle attitudini caratteriali? Sì, bisogna, cioè, nel nostro lavoro bisogna portare avanti gli interessi dell'impresa, quindi essere disponibili a fare gli interessi dell'impresa, perché appunto il giurista d'impresa finisce per svolgere un ruolo manageriale ai livelli più alti a fianco ai vertici dell'azienda, anzi a volte esso stesso un vertice dell'azienda, con tutto ciò che da questo ne deriva. Quindi sicuramente bisogna essere intraprendenti, bisogna essere anche disposti al sacrificio, bisogna far proprio insomma gli interessi dell'azienda e portarli avanti. Posso fare una domanda all'avvocato adesso, che però è sempre riferita alla giurista d'impresa. Lei è un avvocato che è stata contattata da una grossa impresa e quindi il suo riferimento all'interno dell'impresa sarà il giurista d'impresa di questa impresa. Che cosa si aspetta da una figura del genere, lei come professionista esterno? O cosa si aspetterebbe così? Lavoriamo un po' sulla ipotesi, ma per mettere un po' a fuoco le figure proprio. Sicuramente nel momento in cui io dovessi essere contattata, o meglio quando vengo contattata da figure di questo tipo, la comunicazione diventa estremamente semplice. Cioè il piano come diceva lei prima, il linguaggio che si usa è lo stesso e soprattutto il modo di vedere i fenomeni della vita, quindi da un punto di vista giuridico, è totalmente diverso rispetto a una persona che non si occupa di queste cose abitualmente. Per cui diciamo è un lavoro che si fa in strettissima sinergia, e anche sentendo parlare la dottoressa Todisco e sentendo le attività che lei svolge quotidianamente mi rendo bene conto quanto in realtà queste due figure non siano così diverse.
diverse poi, cioè si tratta di vedere il fenomeno semplicemente in due momenti diversi, un po' precedente al contenzioso e quello successivo. Anche l'avvocato però fa consulenze molto spesso, quindi diciamo non sono due professioni così diverse. È chiaro, c'è un'ottica molto più improntata al fatto di essere parte di un'impresa che cambia, però nel momento in cui il giurista di impresa si rivolge a un avvocato, diciamo che ha fatto il grosso del lavoro, secondo me, perché ha già individuato i problemi ed essendo all'interno dell'impresa è in grado di far cogliere anche all'avvocato, che è comunque sempre un estraneo, quindi è estraneo al contesto, quali possano essere le dinamiche interne, i punti su cui magari insistere o su cui lavorare di più. Non so se la dottoressa Todisco è d'accordo con me. Voi fate il grosso del lavoro quando vi rivolgete agli avvocati, immagino. Sì. Quindi in realtà non sono due professioni così tanto distanti alla fine. Forse la contrattualistica un po' ci allontana, ecco, la parte della redazione dei contratti che è propria del giurista in questo caso, direi. Comunque sicuramente un grande, grande ausilio nell'attività contenziosa, nell'attività del contenzioso. Con tutto che chiaramente per la mia professione devo dire che anche noi avvocati veniamo sentiti molto spesso come consulenti, perché svolgiamo sostanzialmente le stesse attività, principalmente per quelle imprese che sono di più piccole dimensioni e non hanno all'interno l'ufficio legale. Quindi le due professioni non sono poi così tanto distanti. Tutt'altro. Veramente. L'ultima domanda che mi sentirei di rivolgere alla dottoressa Todisco è sostanzialmente questa: rifarebbe la stessa scelta professionale? Anche se mi sembra abbastanza scontata la risposta, visto l'entusiasmo con cui è riuscita, assolutamente sì. È riuscita a descriverci molto bene, anche oltre che la sua attività, ci ha trasmesso molto la sua passione per quello che fa, mi sembra, e anche l'impegno. Sì. E senta, in quanto donna, visto che è uno dei temi caldi anche in questo momento è proprio il ruolo delle donne all'interno del mondo del lavoro. Il giurista d'impresa è un lavoro che consente di coniugare quelli che sono gli impegni familiari o comunque le esigenze di vita, qualsiasi esse siano, con il lavoro, oppure ci sono delle difficoltà? Ancora non lo so, essendo giovane non posso dirlo, quindi non lo so, sicuramente i ritmi sono elevati e anche i carichi di lavoro non sono pochi, ma insomma secondo me si può fare, una cosa non preclude l'altra, basta organizzarsi, basta sapersi organizzare, poi ovviamente sì, ci sono gli imprevisti, ci sono i carichi di lavoro, ma non penso vedremo, non penso sarà un problema, ma vedremo. Beh, comunque mi pare che la prima risposta si può fare già ci dia una sorta di pensiero ottimista, ecco. Sì, Ma sì, d'altra parte mi pare che la chiave di lettura un po' di questa conversazione sia quella di le sfide vanno affrontate, bisogna prepararsi, ma la sfida, il senso potremmo dire il senso della vita, se volessimo usare addirittura, come dire, espressioni così forti, ma mi pare che sia emerso in modo molto nitido come una persona con il proprio impegno possa alla fine esattamente conseguire quell'obiettivo che si era prefissata, in modo molto lineare poi, perché tutto questo è accaduto in modo estremamente lineare. Questo è un bel messaggio, immagino, per chi ci sta ascoltando. Certo. E secondo me, io mi sento di ringraziare anche la dottoressa Todisco perché è riuscita a darci un'ampia panoramica, cioè ci ha fatto capire veramente come questo sia un lavoro molto molto dinamico, cioè una persona che ha voglia di fare un lavoro che offre ogni giorno, mi sembra, qualcosa di nuovo, problemi nuovi da affrontare, ma anche grandi soddisfazioni. Questa è la strada giusta, cioè dal viaggio all'estero alla molteplicità di mansioni, alla possibilità di avere anche relazioni di tanti tipi. Quindi secondo me è un bellissimo... Devo dire che adesso che ho sentito la dottoressa Todisco penso sia un bellissimo mestiere, ecco. Ne sono sicuro, convinto.
Sentite, vi ringrazio molto per l'intervista, per come è stata condotta, e ringrazio la dottoressa per le risposte date sino ad ora. Forse si può aprire il dibattito a questo punto, si può vedere se vi sono domande da parte degli studenti e magari la prima la faccio io. Senta Giulia, come ha inciso lo smart working nelle dinamiche aziendali? Mai fatto. No, allora, in azienda si è adottato lo smart working, ma noi dell'ufficio legale siamo sempre qui, quindi non so rispondere. No, siamo stati a casa la scorsa primavera, quando l'azienda è stata chiusa, fortunatamente per poco tempo, neanche un mese, ma poi appena hanno riaperto siamo subito tornati in presenza, noi dell'ufficio legale. Nel resto delle aziende invece ci sono comunque delle percentuali di presenza e smart working da rispettare per evitare di creare assembramenti, perché appunto qui siamo in open space, quindi siamo in tanti, però sì, noi del legale siamo sempre stati qui, quindi abbiamo un mese ho fatto in smart working. In ogni caso io ho lavorato molto bene da casa, non l'ho trovato assolutamente un problema, anche perché comunque il nostro lavoro è fare contratti e per interfacciarci con gli altri usiamo strumenti come Teams e Zoom, quindi io non ho trovato la minima difficoltà. Io personalmente. Non è stato un problema per me. No, glielo chiedevo anche perché sa che ci sono degli studi secondo i quali, per esempio, il fatto di non trovarsi nella stessa stanza con i colleghi creerebbe un deficit a livello di creatività, perché sembra che incontrarsi, chiacchierare, confrontarsi faccia sì che i singoli siano più creativi. Se ciascuno è a casa propria, questo non avviene, magari si ottimizzano i tempi della giornata, però questo secondo alcuni potrebbe essere un problema. Ecco, Gli strumenti come Teams e Zoom sono comunque molto validi, cioè, si riesce molto bene a lavorare con gli altri e anche a fare appunto riunioni in tanti, quindi sono sicuramente buoni strumenti. E riguardo alle motivazioni, quelle personali, le motivazioni di affrontare la giornata lavorativa, quello è personale, io non ho avuto problemi a lavorare da casa, però penso che questa sia una cosa un po' più personale, se magari chi si distrae, chi no, io non ho avuto problemi. Vero è che appunto l'ho sperimentato per poco più di un mese, quindi magari nel lungo periodo è diverso. Ok. Chiedo agli studenti e anche ai non studenti presenti di fare domande, se le hanno. Nell'attesa magari ne faccio un'altra io. È un punto che già è stato toccato da Claudia qualche minuto fa, però mi piacerebbe che lei approfondisse il discorso. Io credo che nella vita la scelta occupazionale dipenda solo parzialmente dalle competenze acquisite in precedenza e che altrettanto, se non più importante, sia il carattere della persona, le attitudini, la capacità di sopportare lo stress, di resistere alle tensioni, eccetera, eccetera. Ricordo per esempio che quando facevo l'assistente a Bologna, un giorno venne a ricevimento da me una studentessa facendomi domande a nome di un'amica iscritta anche lei all'università. E io le chiesi, e perché non è venuta la sua amica? Perché ha mandato lei? E questa ragazza mi disse, ha mandato me perché lei non ha il coraggio di venire. Ora, se questa studentessa non aveva il coraggio di venire al ricevimento da un assistente universitario, io mi chiedevo come avrebbe potuto fare l'avvocato nella vita, ma questa ragazza mi disse che la sua aspirazione era quella. Ora, a partire da questo aneddoto, mi piacerebbe che lei appunto affrontasse la questione e chiarisse quanto alla fine sono importanti le competenze e le conoscenze acquisite e quanto è importante avere un certo carattere, appunto saper resistere alle tensioni, eccetera, eccetera. Beh, sicuramente, come ho detto prima, in questo lavoro si lavora sotto pressione, bisogna sopportare certi carichi e quindi cioè, diventa importanti anche le attitudini personali. E comunque bisogna mettersi in prima persona, noi siamo la faccia dell'azienda, rappresentiamo l'azienda nei confronti dei terzi
e quindi dobbiamo tenere il comportamento che da ciò ne consegue. Quindi possiamo dire che non è un lavoro per tutti, cioè che anche persone che si sono laureate molto bene, che magari hanno un curriculum scolastico di un certo tipo, se non hanno certe doti caratteriali, diciamo così, è un lavoro che è meglio che non provino a fare, giusto? Sì. No, è giusto che le cose le diciamo, perché insomma, era un po' quello che si diceva prima, bisogna avere un po' il gusto della sfida. Sì. Cioè, la sfida è un carico di tensione, ma c'è chi reagisce in modo, anzi, è più stimolato e più coinvolto proprio nel momento in cui la situazione è sfidante, no? Sì, bisogna magari riesce a dare il meglio di sé in quel frangente. Sì, anche il fatto che non si viene portati per manina, ma che comunque bisogna arrangiarsi, ovviamente non è per tutti, però insomma non è neanche così difficile, ecco. Bisogna sicuramente essere proattivi, intraprendenti. Comunque questa è una figura, cioè è una professione molto interessante, dinamica, stimolante, mai monotona. E quindi comunque la passione, secondo me, viene fuori. Bene, grazie. Ci sono domande? Domande degli studenti e delle studentesse. Non ne vedo, possono anche scrivere in chat, potete anche scrivere in chat se volete. Ecco, forse adesso abbiamo una mano alzata. Buonasera, buonasera a tutti. Volevo porre una domanda alla dottoressa, che intanto ringrazio per la presentazione molto esaustiva. Volevo chiedere quali argomenti, esami sarebbe meglio approfondire durante il percorso universitario per una studentessa interessata a questo tipo di carriera, secondo appunto il suo punto di vista. Sicuramente tutte le materie che vengono affrontate nelle aziende, quindi non solo la mia, che comunque è un'azienda internazionale, ma anche tutte le aziende più piccole che costituiscono appunto il tessuto sociale della realtà italiana, quindi sicuramente il diritto dell'urbanistica e degli appalti, soprattutto il diritto degli appalti, che è infatti la materia in cui ho fatto la tesi per poter iniziare appunto ad approcciarmi a questo mondo. E la materia relativa ai diritti di proprietà intellettuale, anche quella è importante, l'ambiente e vabbè, poi nelle imprese, per le imprese grandi, appunto come la mia, diventa fondamentale anche il diritto internazionale, privato, pubblico, diritto internazionale in generale. Quindi sicuramente queste nel percorso di studi dell'Università di Udine sono le materie più importanti. Ovviamente anche le classiche, civile, penale, con cui si ha costantemente a che fare ogni giorno, privato e pubblico. Cioè, queste ovviamente sono le base. Per specializzarsi consiglio appunto urbanistica, appalti, ambiente, internazionale, proprietà intellettuale. La ringrazio moltissimo. C'è un'altra domanda che è stata scritta da Sì. parte di Manuela Marino, che chiede: io volevo chiedere alla dottoressa Todisco il suo percorso post laurea, come è iniziato a muoversi e dopo quanto tempo è avvenuto il contatto con l'azienda. Così come dicevo prima, io ho caricato subito dopo la laurea, cioè in giorni immediatamente successivi, ho aggiornato il mio curriculum sulla laurea e dopo meno di un mese sono stata contattata da 3 aziende e ho fatto i colloqui e poi ho scelto di entrare qui, quindi sono entrata qui un mese dopo la laurea, per cui è stato immediato. Più veloce di così mi verrebbe da dire non si può, nel senso che in un mese è veramente un tempo record. Sì, d'altra parte però peccato non essersi goduti un po' di vacanza un po' più lunga. Però capisco che insomma di fronte a un'offerta del genere uno non deve tirarsi indietro. Sono entrata appunto con un tirocinio di 6 mesi, dopo il tirocinio mi hanno assunto con un contratto di apprendistato di 2 anni e che poi appunto è diventato un contratto a tempo indeterminato.
nei 2 anni del contratto di apprendistato era previsto anche una parte di corsi al di fuori dell'azienda, corsi dedicati alla sicurezza sul lavoro oppure all'organizzazione del lavoro che vengono tenuti, io li avevo tenuti, mi pare, io li avevo fatti allo IAL, mi pare, o comunque vengono tenuti in regione solitamente. Quindi mi verrebbe da dire che anche cominciare con un tirocinio è un ottimo inizio, nel senso che è un modo per prendere contatto. Sì, perché si conosce l'azienda e l'azienda conosce noi, quindi se siamo validi poi l'azienda trova il modo di tenerci, o in quella mansione o anche in altre. Mi ha detto che sì, io ad esempio sono entrata facendo un tirocinio all'ufficio acquisti e dopo sono stata assunta all'ufficio legale, quindi mi hanno spostata di ufficio. Quindi sicuramente bisogna accettare qualsiasi offerta, anche se magari sei di fronte a un tirocinio che non è remunerato, comunque poco remunerato, perché è un modo per farsi conoscere e perché così l'azienda può vedere se valiamo e se valiamo poi trova il modo di tenerci. Ecco, se posso chiusare un attimo, per gli studenti della laurea triennale e per quelli della, diciamo, nuova magistrale in diritto per l'innovazione, il tirocinio è un tirocinio curriculare, ossia è obbligatorio. Quindi fate attenzione anche alla scelta del tirocinio. È un peccato fare quell'attività tanto perché devo farla. Guardatevi un po' in giro e può essere già un primo orientamento, perché appunto da cosa nasce cosa poi in realtà. E può essere interessante mettere appunto un piede dentro un'azienda che magari poi una volta conseguita la laurea potrà essere, quindi questo momento del tirocinio va pensato. Se posso permettermi questo consiglio, rafforzerei proprio. Sì, ciò che dice il professor Cohen vale ovviamente anche per gli studenti del ciclo unico che non hanno il tirocinio obbligatorio ma possono scegliere di farlo. Quindi possono andare presso un'azienda a fare un tirocinio e non di rado dal tirocinio poi si arriva ad avere un'occupazione. Questo lo sappiamo anche su statistiche nazionali, per esempio chi ha fatto un tirocinio ha il 9% in più di possibilità di trovare lavoro rispetto ai laureati che non l'hanno fatto. Bene. Un'altra domanda, Giulia, scusi. Lei ha detto che si deve essere disponibili a viaggiare, sì. Ma lei quanti giorni passa all'estero ogni anno? Escludiamo questo periodo di pandemia, cioè prima della pandemia. E quanti lei e quanti magari i suoi colleghi che lavorano con lei nell'ufficio legale? Ecco. Beh, io non ho viaggiato tantissimo ancora perché appunto per fare il mio lavoro ci vuole esperienza, quindi sono stata al seguito del mio responsabile in vari viaggi per appunto apprendere da lui e qualche volta sono andata da sola, soprattutto appunto in quest'ultimo periodo, ma non ho viaggiato così tanto come invece viaggiano i miei colleghi che hanno già esperienza nella professione. E il mio responsabile viaggia 200 giorni all'anno, ovviamente adesso sta cercando di abbassare il tiro, di scaricare un po' di lavoro a me e ai miei colleghi, perché ovviamente sì, i ritmi di 200 giorni all'estero sono molto elevati, però insomma in un'azienda come la nostra che lavora al 90% all'estero, così è. Adesso vedremo col Covid, perché con tutti questi nuovi strumenti che hanno introdotto, i meeting a distanza, Teams, Zoom, vedremo se magari questo ridurrà un po' i viaggi. Però sì, fino a prima era parte della quotidianità. C'è un'altra domanda da parte di uno studente che leggerei. Buongiorno, io volevo chiedere alla dottoressa Todisco se secondo lei al fine di intraprendere questa carriera sia richiesta necessariamente la laurea in giurisprudenza classica oppure se possono essere validi anche gli altri percorsi offerti da UNIUD in materie giuridiche. No, penso vada bene anche la triennale. E assolutamente, perché appunto poi dipende anche da come è una persona, a colloquio vengono fuori le proprie attitudini personali, il proprio carattere e anche le proprie competenze, perché se uno ha dei meriti sicuramente ce li ha anche se ha fatto una laurea più breve. L'unica cosa che mi fa pensare è che quando magari un neolaureato viene selezionato, per esempio nel mio caso hanno selezionato solo quelli del ciclo unico,
cioè me altri profili del ciclo unico, probabilmente perché appunto per la professione del legale cercavano una formazione più completa, però secondo me il fatto di fare la triennale non preclude un posto come il mio, e tenete comunque presente che all'interno dell'azienda non c'è solo l'ufficio legale, ci sono anche altri uffici che richiedono una formazione giuridica, come ad esempio l'ufficio acquisti, l'ufficio risorse umane, l'ufficio del personale, e qui ci sono anche degli esempi di persone laureate con la triennale che svolgono queste mansioni. Buonasera, vorrei porre un'altra domanda. Volevo chiedere se una persona che esercita la professione di avvocato può coprire il ruolo di giurista d'impresa volendo? Sì, assolutamente sì. Nulla vieta di fare prima, di conseguire prima il titolo, perché comunque è il coronamento di un percorso di studio, un completamento, quindi si può prima conseguire il titolo e poi decidere di intraprendere questa carriera, assolutamente sì. L'unica cosa è che noi siamo dipendenti dell'azienda e quindi non possiamo essere anche avvocati, per cui o rinunciamo poi al titolo per diventare dipendenti, altrimenti possiamo lavorare per l'impresa come consulenti esterni. Bisogna corrersi con l'impresa, con l'azienda, vedere che esigenze ha, cosa vuole in quel momento. Comunque sì, assolutamente sì. Sì, comunque il titolo non si perde, ecco, diciamo, uno può sempre ritornare a fare l'avvocato eventualmente. Solo che non si può più andare in tribunale, non si può più esercitare la professione, quello intendo, però ovviamente il titolo rimane. Anzi, qui in azienda ci sono degli esempi di avvocati che lavorano come consulenti esterni perché hanno deciso di mantenere il titolo e quindi mantenere una fetta dei loro clienti, ma lavorare comunque per l'azienda senza essere indipendenti. Grazie. Altre domande? Se non ci sono altre domande potremmo forse anche chiudere. Cosa dite Leopoldo e Claudia? Sì. D'accordo? Sì. Va bene. Ecco, forse c'è un'altra domanda? Prego. È possibile un'ultimissima domanda? Prego. Volevo chiedere se come è visto il mondo del lavoro, se il mondo del lavoro appunto ricerca queste figure, perché appunto per noi studenti nel futuro la figura del giurista d'impresa è una figura molto ricercata, volevo sapere sia in Italia che all'estero le differenze. Beh, l'Italia all'estero non vedo differenze, sinceramente. E è una figura che è presente, come dicevo prima, soprattutto nelle realtà più strutturate, nelle imprese più grandi. Però, appunto, vista la complessità normativa che caratterizza questi anni, secondo me anche le imprese più piccole decideranno di dotarsi di uffici legali interni. Quindi, secondo me, è una professione che ha futuro.